Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca, con il grave fatto accaduto ieri alle 18 nel tratto di strada che da Bordano porta a Trasaghis. Un 18enne è morto e un 22enne è rimasto gravemente ferito. Da Trasaghis ci aggiorna per le ultime il nostro Davide Vicedomini. A te la linea, Davide. Sì, buongiorno Monica, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie alle immagini di Tommaso Ravo siamo in grado di farvi vedere anche la galleria alle mie spalle, dove ieri c'è stato questo tragico incidente che ha coinvolto due ragazzi e un'altra persona che guidava un'auto. I due ragazzi erano in moto. Purtroppo il tragico fatto ha comportato la morte di uno dei due giovani che avrebbe compiuto 19 anni pochi giorni fa. L'incidente è avvenuto alle 18 all'interno di questa galleria, come vi dicevo, che collega la frazione di Braullins di Trasaghis con il comune di Bordano. E a perdere la vita un giovane cittadino marocchino nato in Friuli Venezia Giulia, Ansar, residente a Gemona, gravissimo, tuttora lotta tra la vita e la morte. L'altro ragazzo che veniva trasportato di 22 anni di Bordano, che è stato accolto in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove appunto lotta tra la vita e la morte. Cercheremo di darvi ulteriori dati se l'abbiamo già in questo collegamento, altrimenti nei prossimi telegiornali. Il conducente invece della vettura, una Daihatsu Terio, sarà condotta da un 67enne proprio del posto di Bordano, che non è rimasto ferito in maniera grave. Incidente che tuttora i rilevi sono in corso da parte della stazione di Gemona del Friuli, parliamo dei carabinieri e di Buia, intervenuti per i rilievi e la viabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli e poi anche recupero poi da parte dei mezzi, con il blocco che c'è stato anche della viabilità, che è durato per un paio d'ore proprio per l'incidente gravissimo. Da Bordano, da Trasaghis anzi è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Davide, gli aggiornamenti per la prossima edizione. Il Friuli Venezia Giulia resta in giallo anche la prossima settimana, ma proprio il sistema della classificazione sarà tra gli argomenti sul tavolo della conferenza Governo-Regioni in programma questo pomeriggio alle 17. Un sistema contestato dai territori. Sarà fatto il punto anche sui contagi e sulla campagna di vaccinazione. Rischio moderato RT al 0,8, al di sotto della media nazionale che è di 0,99. Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla anche la prossima settimana. L'importante ora, ha però subito messo in chiaro il presidente della regione Massimiliano Fedriga, è mantenere alta l'attenzione per evitare che la curva dei contagi possa subire nuove impennate. A livello nazionale il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità conferma per la terza settimana un graduale incremento nell'evoluzione epidemiologica, con peggioramento nel livello generale del rischio, tanto che gli scienziati chiedono alle autorità politiche un innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale. A preoccupare sono le varianti a maggiore trasmissibilità. Nella nostra regione invece il quadro pandemico è in miglioramento, scende l'RT e si riducono le ospedalizzazioni sia in area intensiva che negli altri reparti. Tutti i parametri sono in miglioramento e la curva dei contagi in regione registra un calo continuo anche se lento, precisa il vicepresidente con delega alla salute Riccardo Riccardi. Oggi è stata convocata una nuova conferenza Governo-Regioni, sarà fatto il punto sui contagi e sulla campagna vaccinale, ma non solo. Da tempo chiediamo al Governo, ricorda Riccardi, che sia rivisto il sistema di valutazione. Sappiamo che il Friuli Venezia Giulia sarà in giallo la prossima settimana sulla base di dati che arrivano fino a domenica scorsa, è una distanza temporale troppo elevata. Poi resta il tema della disponibilità delle dosi di vaccini. Ieri la Giunta regionale ha deciso di prevedere tra le categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione nella fase 2 anche le persone con disabilità accolte nei servizi residenziali e semiresidenziali del Friuli Venezia Giulia. Resta ancora aperta la questione dell'adesione alle vaccinazioni per il personale della scuola, dopo che il Ministero dell'Istruzione ha di fatto annullato le 18.000 prenotazioni registrate tramite le segreterie degli istituti in regione. Una posizione che non sta né in cielo né in terra, commenta Riccardi, aggiungendo che si sta lavorando per trovare una soluzione. Anche questo tema potrebbe essere portato sul tavolo romano di questo pomeriggio. Tra oggi e domani il vicepresidente Riccardi incontrerà i rappresentanti degli ambiti distrettuali. L'obiettivo è quello di individuare adeguati spazi per le vaccinazioni di massa. Lunedì è in programma il confronto con i medici di medicina generale.
Sempre a proposito di vaccini, c'è una schiarita nella vicenda tra vaccini per gli insegnanti. La situazione si dovrebbe sbloccare mentre presidi e sindacati fanno fronte comune e dicono no alla conclusione dell'anno scolastico a fine giugno. Sentiamo. In base a indiscrezioni che ho raccolto, la questione dovrebbe essere risolta dando la possibilità ai dirigenti scolastici di inoltrare gli elenchi che avevamo già provveduto a raccogliere. Agli insegnanti del primo ciclo, scuola primaria, aggiungerei anche la scuola dell'infanzia, dove i bambini non utilizzano la mascherina, quindi quel personale è fortemente a rischio e quindi un occhio di riguardo per loro sarebbe stato necessario fin da subito. Oggi c'è stata questa ipotesi, peraltro la seconda volta, non è più tanto un'ipotesi ma è qualcosa di più concreto sul protrarre la fine delle scuole fino a fine giugno. Cosa ne pensa? È fattibile questo? È fattibile in Friuli Venezia Giulia? Tutto è fattibile, bisogna capire se è necessario. Personalmente, per quanto riguarda la scuola che dirigo, cioè il Liceo Stellini, io non avrei nulla da recuperare, non avrei nulla da chiedere al riguardo né ai miei docenti né ai miei studenti. Le scuole non hanno mai chiuso e che sarebbe sbagliato trasportare la logica dei ristori, no? Sui ristori formativi. Non si può applicare questa logica ragionieristica perché stiamo parlando di apprendimento e le condizioni dell'apprendimento si creano in un percorso organico, non è questione di quantità. Sindacati riuniti oggi per lanciare un appello affinché la politica regionale faccia un salto di qualità sul tema del recovery plan. Serve, avvertono, un confronto aperto con tutti i soggetti economici, politici, istituzionali, con il mondo della ricerca e della conoscenza per riempire quello che appare sempre di più come un vuoto della politica. Un vuoto che riguarda in primis la giunta regionale, sotto la lente i pochi fondi destinati al territorio di Udine. Noi chiediamo di poter conoscere se esiste un elaborato nella testa recondita di questa giunta, perché non se ne ha conoscenza. Non ci sono stati incontri, non ci sono stati confronti. Parliamo del porto di Trieste, è assolutamente indispensabile per questa regione. Quello che c'è è il suo sviluppo. Perché non si ragiona ad esempio sulla rivalutazione dell'interporto di Cervignano, raddoppio della ferrovia Udine-Cervignano, la realizzazione della tangenziale Cimpello-Sequals, nel tentativo di recuperare solo sul fattore della viabilità una tenuta ed uno sviluppo. Quali saranno i progetti per il Friuli centrale? Il Friuli centrale che ricopre il 50% del nostro manifatturiero, un Friuli che ha tantissime aziende, sia aziende grandi ma anche delle piccole aziende fatte da artigiani, e queste aziende devono essere aiutate per aumentare il lavoro nel nostro territorio. Abbiamo un sistema che consente la delocalizzazione delle nostre aziende nei paesi dell'est, Polonia, Ungheria, Romania, dove si lavora 500 euro al mese. Siccome abbiamo dei segnali preoccupanti di fondi di investimento e aziende multinazionali che hanno acquistato aziende del nostro territorio, e i segnali sono che qualcuno comincia a portare all'estero già qualche macchinario, qualche commessa, e quindi la questione può diventare ancora peggio di quello che sembra, oltre alla crisi, oltre alla pandemia, se non si interviene in tempo utile. Sono 300 le adesioni complessivamente raccolte che si alterneranno quotidianamente alla staffetta di sciopero della fame promosso dalla Rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale FVG contro i respingimenti dei migranti provenienti dalla rotta balcanica. Lo rende noto il centro Balducci di Zugliano, precisando che la metà degli aderenti non sono del Friuli Venezia Giulia e che il loro numero è in crescita. L'iniziativa ha anche lo scopo di denunciare la responsabilità dell'Europa e dell'Italia nella gravissima situazione che vede migliaia di migranti in cammino lungo la rotta balcanica, bloccati in Bosnia in condizioni disumane. Il digiuno proseguirà fino ai primi giorni di aprile. A causa di un impianto non a norma, da mesi gli studenti dell'Ipsia di Brugnera sono senza laboratorio del legno, indispensabile per il progetto da realizzare in vista della maturità. I rimpalli sulle responsabilità stanno rallentando i tempi.
Non bastavano il Covid e la didattica a distanza. Ora gli studenti dell'Istituto Professionale Carniello di Brugnera, che sforna i periti del legno arredo richiestissimi dalle aziende del territorio, non hanno un laboratorio del legno dove esercitarsi. E questo da mesi per un impianto non a norma a causa di un guasto all'aspirazione. Il problema era stato segnalato dalla dirigente scolastica Simonetta Polmonari dal luglio scorso, ma con il passaggio dall'UTI all'ente di decentramento regionale tutto si è incagliato, nonostante vari solleciti e lettere tra l'ente, la scuola e la regione. E così a metà febbraio i ragazzi non possono ancora affilare le armi. La preside e il presidente del consiglio d'istituto dell'ISIS Cile Brugnera pochi giorni fa hanno nuovamente scritto all'EDR di Pordenone, guidato da Augusto Viola, per conoscere il cronoprogramma sull'intervento all'impianto. Una risposta intanto arriva dal consigliere regionale Alessandro Basso, già dirigente scolastico dell'istituto. Se i laboratori non sono a norma non possono essere utilizzati. È stato trovato un piano d'azione che prevede adesso una mobilitazione piuttosto veloce per poter aggiustare, uso questo termine magari scorretto, questo laboratorio e permettere soprattutto ai ragazzi dell'ultimo anno di poter almeno fare il proprio progetto, che poi costituisce la base anche fondante non soltanto del percorso di studi ma anche per la preparazione all'esame, comunque esso sia. Quindi, come dire, una di quelle pagine che si sono trovate complicate sotto il profilo amministrativo, competenze, chi fa che cosa, purtroppo è andata così. Adesso però, grazie alla buona volontà di tutti, sicuramente si dovrà trovare, sia stata trovata la strada da seguire. Siamo così arrivati allo sport, volley, Serie C, sono ripresi i campionati. Facciamo il punto e abbiamo un breve commento del presidente del comitato della Federvolley regionale, Alessandro Michelli. A un anno esatto dallo stop imposto ai campionati regionali di pallavolo, il presidente del comitato della Federvolley del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Michelli, ha voluto annunciare attraverso il social network la riapertura dell'attività agonistica della Serie C, che arriva poche settimane dopo l'inizio del campionato interregionale di Serie B maschile, B1 e B2 femminile. Manca ancora l'ok alla ripresa dell'attività giovanile, ma il mondo della pallavolo avanza a grandi passi verso il ritorno alla normalità. Mancano poche ore all'inizio dei campionati di Serie C e a questo punto mi sembra assolutamente doveroso fare un ringraziamento a tutti voi. Tutti i presidenti regionali insieme al Consiglio federale stanno lavorando proprio in queste ore per trovare delle soluzioni che permettano nuovamente alla pallavolo, anche quella dei più giovani o delle altre serie che oggi non possono rientrare in campo, di poter nuovamente schiacciare, nuovamente far muro, nuovamente battere, nuovamente ricevere, quello che è il nostro mondo. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento all'edizione di questa sera. Buon pomeriggio.